Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Incendio a bordo di un traghetto di linea diretto a Porto Empedocle. Tutti evacuati i passeggeri, tra cui decine di migranti trasferiti da Lampedusa. Il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso di un migrante giudicando il recente decreto del governo illegittimo in più parti. Scontro tra il ministro Nordio e Giuseppe Conte a Palermo per un congresso sulla giustizia. Da Nordio posizioni sbagliate sulla magistratura, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. Beni confiscati, la denuncia delle associazioni sul mancato utilizzo dell'ex villa di Santa Paola a Catania. Così si fa un favore alla mafia. Affidata all'Archeoclub invece la nave degli scafisti che diventa ambasciatrice di bellezza nel Mediterraneo. I crateri silvestri ripuliti dai volontari di Plastic Free è uno dei 300 appuntamenti dell'evento nazionale per rimuovere plastica e rifiuti dall'ambiente. Al via sullo stretto di Messina il Festival degli Aquiloni, attese migliaia di persone per esibizioni, mostre e laboratori. Calcio, Catania in cerca di riscatto domani a Caserta dopo la battuta d'arresto con il Foggia. A Tabiani i risultati arriveranno. Domani il Messina ospita al Francoscoglio l'Avellino tra le favorite per la promozione. E partiamo dall'incendio a bordo del traghetto partito ieri sera da Lampedusa, evacuati tutti i passeggeri, tra cui un'ottantina di migranti sull'isola. Intanto continuano gli sbarchi. Luca Ciliberti. Sono stati tutti evacuati e trasbordati sulla nave 18 della Capitaneria di Porto i 175 passeggeri del traghetto di linea Cossira, dove nella sala macchine si è sviluppato un incendio mentre era in navigazione verso Porto Empedocle. Solo una famiglia composta da 3 adulti e un bambino è stata fatta salire sulla motovedetta della Capitaneria di Porto per essere trasferita a Lampedusa, mentre tutti gli altri sono rimasti in viaggio verso Porto Empedocle. L'evacuazione è stata decisa durante la notte per motivi di opportunità e non di sicurezza, ossia per evitare che i passeggeri rimanessero troppo tempo in attesa sulla nave. Non c'è stato mai, infatti, alcun pericolo per l'incolumità dei passeggeri. L'incendio si è sviluppato mentre la nave di linea si trovava a 5 miglia a sud da Linosa. A bordo c'erano complessivamente 175 persone, di cui 83 migranti trasferiti dall'hotspot di Lampedusa, ma l'incidente alla Cossira ha evidenziato ancora una volta la necessità di un rinnovamento della flotta in servizio alle Pelagie. I mezzi, infatti, sembrano che non possano più garantire standard di efficienza e sicurezza necessari a residenti e turisti, a maggior ragione nei periodi di massimo utilizzo, quando sulle navi vengono imbarcati anche i migranti da trasferire verso altre località. In nottata a Lampedusa sono arrivati altri barchini con 83 migranti partiti da Sfax e Misurata. Salgono così a 7 gli sbarchi nelle ultime ore, con quasi 200 persone già trasferite nell'hotspot di Contrada Imbriacola. Altri 45 migranti, soccorsi al largo delle coste libiche, hanno fatto rotta verso Pozzallo sulla nave dell'ONG inglese Louis Michel, finanziata dall'artista britannico Banksy. I migranti saranno trasferiti nel vicino hotspot, che attualmente ospita 152 persone, mentre nel CPR di Modica ne sono state ospitate 146, più 7 persone tunisine richiedenti asilo politico, le prime a entrare nella nuova struttura prevista dal governo a Pozzallo. Il Tribunale di Catania ha accolto con una decisione che non mancherà di far scaturire molte polemiche il ricorso di un migrante sbarcato a metà settembre a Lampedusa e portato nel nuovo centro di rimpatrio, il CPR di Pozzallo, giudicando illegittimo il recente decreto del governo. In particolare i giudici contestano la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5.000 euro da pagare per non finire nel centro in attesa del permesso di soggiorno. Decisione che già sta andando ad accentuare le tensioni tra il governo e l'opposizione. Stamattina al congresso di Area Democratica per la Giustizia in corso a Palermo c'è stato già un duro scontro tra il ministro Nordio e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Sentiamo Marco Gullà. Si parla di tirannia delle maggioranze di potere giudiziario come presidio di garanzia delle minoranze al congresso di Area Democratica per la Giustizia, che si è aperto ieri a Palermo a Palazzo Chiara Montesteri e sta proseguendo anche oggi. Ma nel corso di questo convegno va in scena anche lo scontro sul tema della giustizia. Da una parte il ministro Nordio e dall'altra il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Un attacco senza veli al governo e diretto proprio al ministro della Giustizia. Io direi che sono tutti
i singoli interventi che stanno realizzando e anche quelli che hanno già annunciato, che denotano, direi anche di più, e l'ho detto chiaramente, denotano un attacco ai pilastri della nostra Costituzione, per quanto riguarda il welfare, per quanto riguarda la giustizia sociale, i servizi pubblici, l'indipendenza della magistratura e il funzionamento della giustizia. Nel loro complesso sono interventi che minano questi pilastri costituzionali e indeboliscono, finiscono per indebolire quella che è la reale funzione della giustizia, di assicurare, cioè distribuire torti e ragioni, ma soprattutto di rendere verità e giustizia alle vittime del reato. Conte ha aggiunto: ci sono diverse azioni del governo che dimostrano la determinata volontà di intralciare la macchina della giustizia e il lavoro dei magistrati. Cito la separazione delle carriere, che ha una robusta dose di ideologia. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha invece ribadito che le intercettazioni non saranno toccate con Melillo. Ha aggiunto Nordio: stiamo progettando tutta una serie di interventi nuovi perché la delinquenza organizzata oggi non comunica più con i mezzi tradizionali. Parliamo adesso di beni confiscati. Taglia le risorse del PNRR, rischiano di vanificare alcuni dei progetti di riutilizzo e così resta ancora chiusa un bene simbolo, l'ex villa di Santa Paola nel Catanese. Le associazioni denunciano, così si fa un favore alla mafia. A San Gregorio, in via De Chirico 15, c'è un immobile sequestrato alla mafia che per molti giovani e per le associazioni è diventato un simbolo di lotta. Si tratta dell'ex villa del boss Nitto Santa Paola. Qui dovrebbe nascere un centro antiviolenza e un centro dedicato ai bambini autistici. Torniamo 2 anni dopo a denunciare il fatto che il governo ha deciso di cancellare questa misura, regalando alla mafia nuovi anni di abbandono e nuovi anni di dimostrazione che la mafia può essere più forte dello Stato, che non riesce neanche a prendersi cura di un luogo così simbolico come la casa confiscata del boss Nitto Santa Paola, dalla quale sono partiti ordini di omicidi e malefatte per tutta la Sicilia. Il piano economico del PNRR prevedeva 300 milioni per la ristrutturazione e il riutilizzo di centinaia di beni confiscati e abbandonati nel sud Italia. Gli enti locali hanno presentato oltre 400 progetti meritevoli di finanziamento, 250 sono stati approvati e finanziati, altri 170 sono risultati idonei per un successivo finanziamento. I comuni hanno lanciato gli appalti, alcuni hanno preso anche gli anticipi, ma a luglio il governo ha deciso di destinare altrove le risorse. A fine giugno abbiamo ricevuto la prima tranche, il primo acconto di 59.500 euro, quindi ufficialmente oggi non posso dire che questo impegno, questo progetto è stato bloccato, quindi siamo in corsa con tutti gli impegni burocratici che ci vedono per appunto arrivare all'obiettivo finale sociale, di cui la valenza è importantissima. E per un progetto al palo ve ne raccontiamo invece un altro che si è realizzato. Quella che vi stiamo per mostrare infatti è una barca sequestrata agli scafisti che oggi diventa ambasciatrice di legalità e bellezza. Emanuela Corsi. Inizia da qui, dal molo di Levante del porto di Catania, la nuova vita dell'Oceanis 473, ribattezzata Mare Nostrum Diche. Diche come la dea greca della giustizia. Sì, perché questa motovela è un bene sottratto alla criminalità, oggi riconsegnata alla collettività che solcava il Mediterraneo dall'Egeo verso l'Italia trasportando illegalmente vite umane. Questa motonave ha una capienza massima di 12 posti, ma scafisti senza scrupoli facevano salire anche 100 persone. Uomini, donne, bambini, stipati al suo interno come dei sacchi. Oggi il bene è stato dato in gestione all'Archeo Club d'Italia per diventare la motonave della legalità con una nuova missione nel Mar Mediterraneo. La prima sua rotta in realtà, come imbarcazione della legalità, la farà per arrivare a Napoli, dove lì sosterremo per fare una prima attività insieme con l'imbarcazione nella settimana della protezione civile nazionale, con i ragazzi del centro di giustizia minorile, perché lo scopo di questa imbarcazione è uno scopo di tipo sociale e anche nell'ambito della tutela ambientale. Quindi noi faremo questo percorso per poi incominciare tutto un iter molto più importante. L'idea è quella di promuovere bellezza e inclusione attraverso la riproposizione delle antiche rotte del Mediterraneo come quelle commerciali, culturali e militari. Una giornata assolutamente importante, ringraziamo chi ha condotto questa operazione, dalla Guardia di Finanza, successivamente da tutti gli attori, in primis Rosario Sant'Anastasio, che sono riusciti a portare oggi la nave della legalità. La motovela ospiterà inoltre conferenze sulla legalità, anche dedicate ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Scongiurato il rischio di uno stop ai collegamenti con le isole siciliane. La Regione infatti ha raggiunto l'accordo con Caronte Tourist per cui la compagnia di navigazione gestirà il servizio per gli arcipelaghi delle Eolie, delle Egadi e Perustica, firmata la proroga di un mese per i collegamenti con Pantelleria. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Eccoci di nuovo in studio. Oggi è la giornata nazionale plastic free per ripulire l'ambiente dalla plastica che deturpa e inquina. 300 gli eventi in tutta Italia. A Catania circa 90 volontari si sono dati appuntamento per rimuovere i rifiuti dai crateri silvestri, le bocche ormai spente del vulcano dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Armati di pale, sacchetti e buona volontà, li vedete in queste immagini, hanno riempito sacchi su sacchi di rifiuti di ogni tipo, raccogliendo quasi 800 kg di rifiuti. Immondizia che turisti e visitatori abbandonano durante le escursioni, che dovrebbero servire invece ad ammirare e rispettare la natura. L'obiettivo nazionale è rimuovere 2,5 milioni di plastica e rifiuti, portando così il contatore dell'associazione a 4 milioni. Si chiama Fiera ed è l'asinella venuta al mondo a Ragusa proprio all'interno della Fiera Agroalimentare Mediterranea. È già diventata la mascotte della manifestazione. Laura Curella. È nata ieri ed è già nel cuore di tutti, bambini e non solo. Si chiama Fiera, l'asinella venuta al mondo a Ragusa all'interno della FAM 2023, la Fiera Agroalimentare Mediterranea. Ci ha fatto molto piacere questo evento di aver avuto questa nascita qui in Fiera. Abbiamo deciso appunto di chiamarla Fiera in onore della manifestazione. È un asino sardo, sono degli asini molto importanti che noi utilizziamo tanto per la pettela, perché la nostra azienda, oltre che dell'allevamento degli asini sardi, si occupa maggiormente dell'allevamento dell'asino ragusano. L'asino ragusano è una razza autoctona, quindi nata nel nostro territorio, che ha rischiato per tantissimi anni l'estinzione, ed è proprio da poco tempo che si sta cercando un po' di uscire da questo tunnel attraverso la selezione genetica, rispettando i caratteri di razza. Stiamo cercando appunto di ripopolare questa razza e di arrivare ai numeri che erano presenti fino a decine di anni fa. Fiera si gode le attenzioni dei bambini e dei più curiosi, mentre è accucciata accanto alla sua mamma e compie i primi passi. Sono bellissimi, molto carini, li vorrei avere a casa. Per me anche sono carinissimi, troppo carini. Ce n'era uno che penso che è incinta di 2 bambini, è molto grossa. Questa qua. Sin dai primi istanti della sua vita, questa piccola asinella è diventata così la mascotte della FAM 2023, incarnando l'orgoglio e la forza di una razza che ha una storia ricca. Andiamo adesso a Messina, nello scenario di Punta Faro, dove lo stretto di Messina, dove si tiene questo weekend dedicato al Festival degli Aquiloni. Francesco Triolo. La spiaggia di Capopeloro a Messina, sulla punta più vicina alla Calabria, dominata dagli aquiloni. È la quinta edizione del festival che si è aperto ieri pomeriggio e che proseguirà sino a tutta la giornata di domenica. Nel suo slogan si vuole unire i 3 capi della Sicilia con un unico filo. Una ventina le associazioni, le fondazioni e gli istituti scolastici coinvolti, con l'obiettivo di promuovere il territorio. Aquilonisti professionisti provengono da tutta la Sicilia, da Palermo, da Catania, ma anche da Trento, da Terni. Attese migliaia di persone, programmati 3 giorni di festa, dalle esibizioni degli aquiloni alla musica dal vivo, laboratori per la costruzione degli aquiloni, mostre d'arte, workshop, performance di danza, installazione all'insegna della cultura, della sostenibilità e dell'inclusione, con l'entusiasmo e la voglia degli organizzatori, la Proloco di Capopeloro, di mantenere alto l'impatto sociale e culturale di questa iniziativa che negli anni è cresciuta parecchio, e adesso si punta alla creazione di un evento in cui la cittadinanza possa vivere il territorio con semplicità, circondandosi delle molte bellezze naturali che la riserva di Capopeloro offre. Ad una prima stima, il quinto Festival degli Aquiloni di Capopeloro vede impegnate 80 persone circa, tra aquilonisti, operatori e volontari, una grande squadra che oltre i numeri desidera fortemente fare rete e mettere in gioco le competenze di ciascuno al servizio della collettività, per un weekend da vivere all'aria aperta guardando il cielo in uno degli angoli più belli della Sicilia. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva.
Ed eccoci allo sport. Il Catania, dopo una partenza lenta, cerca il successo in casa della Casertana. Tabiani, che annuncia il prossimo arrivo di un altro portiere dopo l'infortunio di Livieri, crede nel riscatto. Marco Carli. Catania per affermare nuovamente di essere una protagonista del campionato, quello che i numeri non hanno dimostrato fin qui. Solo 4 punti raccolti nelle prime 4 partite e se i conti non tornano, le impressioni dal campo portano Tabiani a riaffermare l'importanza di concetti che vengono assimilati e che devono portare a un risultato, finora mancato anche per una dose di sfortuna. In tante cose vedo la squadra prontissima, in altre vedo che dobbiamo ancora andare a migliorare. La società, io mi sento piena fiducia da parte loro, sapendo che il calcio è fatto di risultati. Lavoro in una società stupenda con delle persone che ci lavorano fantastiche, quelle che ci stanno dando veramente una mano. A Caserta domenica alle 14 una sfida dedicata, 6 vittorie campane e 7 pareggi nei 13 precedenti. Catania dunque che deve andare anche oltre la cabala, ma la volontà c'è tutta. Tabiani deve fare i conti con una squadra ancora non al completo, con l'ultima tegola di Livieri che sarà sostituito da Beters. Di Carmine pronto per tornare dal primo minuto insieme a Marsura, Zammarini e Silvestri, mentre dovrebbe esserci spazio ancora dal primo per la Dinetti. Sarebbe meglio avere tutti a disposizione, qualcuno a breve termine, non abbiamo grossi rientri, diciamo, vediamo un po' la situazione di Rapisarda che sta iniziando un po' ad aumentare e gli altri siamo un po' più lontani. E se il Catania cerca l'acuto in trasferta, la Casertana finora ha accumulato solo pareggi, 4 partite, 4 punti, stessa classifica del Catania seppur con modalità diverse. E se la squadra rossa-azzurra ha segnato solo con Di Carmini, i 3 gol della Casertana sono tutti dell'ex Curcio, incroci e dettagli di una sfida importante che come sempre verrà seguita da Telecolor con diretta stadio, 3 ore live a partire dalle 13:30 con collegamenti da Caserta, commenti studio e il consueto ricco post partita con le interviste ai protagonisti. E domani il Messina ospita il Franco Scoglio Lavellino tra le favorite per la promozione. Sergio Colosi. Messina-Avellino nel segno dell'amicizia tra le tifoserie e del ricordo del portiere Mimmo Cecere, scomparso lo scorso 2 aprile, ex di entrambe le squadre e ricordato al Francoscoglio con una maglia celebrativa. In campo però i 3 punti valgono oro per le 2 squadre, i giallorossi per rilanciarsi dopo il KO di Francavilla, gli irpini per confermare i buoni risultati con Michele Pazienza in panchina. Sappiamo che l'Avellino è una grandissima squadra, una squadra che prova a portare avanti e che prova a vincere il campionato, quindi noi dobbiamo entrare in campo con la giusta cattiveria e portare a casa i 3 punti. 2 pareggi in 3 gare per il Messina che fino ad oggi ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato sul campo, nonostante una linea difensiva da rivedere. Secondo me siamo sulla buona strada in termini di gioco, magari ci manca qualcosa a livello di risultato, ma alla lunga le prestazioni pagheranno e quindi sappiamo che se continuiamo in questo modo sicuramente ci toglieremo belle soddisfazioni. Possibili novità tra difesa e centrocampo, confermato l'attacco con l'ex Plescia scaricato in estate dal club campano. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.